Ok. Grazie. Allora silenzio per cortesia, si inizia con l'alza bandiera. Pronti? Attenti! Alza bandiera! Ci sarà adesso la cerimonia di posizione a corona. Pronti? Attenti! Onori ai caduti!
Rivolgo a nome degli organizzatori della cerimonia e mio personale in qualità di rappresentante il benvenuto a tutti voi. Saluto cordialmente e ringrazio della presenza le autorità civili presenti, la sezione alta padoana dei Fanti d'Arresto e il gruppo Albini Cittadella, con i quali abbiamo concertato questo monumento rievocativo. Esattamente 100 anni fa, lunedì 2 agosto 1920, in una giornata assolata come lo è oggi, questa villa, che fu sede del comando supremo dell'arma del Grappa, guidata dal generale Giardino, vide convenire l'alta aristocrazia e borghesia veneta per l'inaugurazione di questo monumento, dedicato agli eroi del Grappa, che immortalarono la loro vita per la difesa dei confini nazionali di allora. Qui il generale coordinò le due battaglie strategiche del Grappa, quella difensiva del 15 giugno 1918, la battaglia del Solstizio, e quella offensiva del 3 novembre 1918, improvvisa, lunga, sanguinosa, il sacrificio senza limiti per la vittoria di tutti, come scriveva nelle sue memorie, a voler rimarcare polemicamente che su Grappa si erano giocati i destini della Grande Guerra. Queste due battaglie vengono rappresentate nel gruppo statuario da un lato con il fante nell'atteggiamento della resistenza e dall'altro in quello dello slancio, entrambi sotto le ali della vittoria, che alza la spada e una corona di alloro. Gavino Sabadin, sindaco di Cittadella dal 1914 al 1920, ricorda che si trovava presso un comando militare quando giunse la notizia della rotta di Caporetto. Il disastro si profilava in tutta la sua tragica realtà e subito dopo cominciarono i movimenti di ritirata. Dall'est la seconda armata si ritirava a brandelli, soldati senza armi, senza meta, senza collegamenti ingombravano le strade. Le brevi e piovose giornate di novembre davano a quel ritorno squallido il valore di un terribile presagio, l'invasione imminente. Grande conforto di speranza venne dalla quarta armata, comandata dal generale Giardino, che, costretto a ritirarsi dal fronte delle Alpi Dolomitiche, su posizioni arretrate, si arrestò orientalmente sul massiccio del Monte Grappa e pose a Cittadella e nelle ville dei dintorni il quartier generale del comando, l'intendenza d'arma, i comandi di truppa e di presidio, l'ispettorato delle truppe, vari magazzini e 7 ospedali da campo operativi. Cittadella diventa così immediata retrovia del fronte, che in quei giorni si chiamava Monte Grappa, divenuto il cardine della nuova difesa, Termopoli d'Italia. Su quel monte si concentrarono le speranze della patria, perché da quel monte si attendeva il prodigio. Il cuore di quel monte era il cuore d'Italia, ma la sua mente era Cittadella, la sede del comando della quarta armata. E lì, pochi giorni, apparve il prodigio. Su Grappa si arrestò il nemico. A conflitto terminato, Galliera rientra anche nelle prime cerimonie realizzative a livello nazionale del 1220. In quegli anni di forti tensioni sociali e crisi economica, ricordare i sacrifici della Grande Guerra era causa di feroci attacchi. Il comitato organizzò per il 31 luglio il conferimento della croce di guerra alla città di Bassano. Il giorno dopo, il 1 agosto, l'inaugurazione della colonna romana a Ponte San Lorenzo a Solagna, limite estremo dell'avanzata degli eserciti imperiali. Infine, il 2 agosto, l'inaugurazione di questo monumento, voluto dai De Micheli nel parco della loro villa. Concludo riportando una considerazione del messaggio del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Non mera rievocazione degli accadimenti, ma valenza culturale e motivo di riflessione per poter costruire un futuro migliore di dialogo e di pace. Un impegno che coinvolge tutti e che parte anche da queste testimonianze, che sono di entità storica, la nostra. Prego il sindaco di Galliera se... Il vice sindaco se deve fare un saluto, vice sindaco di Galliera Veneta Adriano Zambon. Mariano, scusa. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie alle autorità civili, alle associazioni in armi. Oggi è un momento per me di festa, è un momento di condivisione e in questo giorno, se mi consentite, parliamo di sacrificio, parliamo di vite umane perse. Vi pregherei con il cuore veramente in mano di fare un minuto di silenzio per le vittime del Covid, se riteniamo utile che possiamo farlo. Grazie. A posto, attenti!
Grazie. I sentimenti che pervadono oggi questa manifestazione miei personali sono memoria e ricordo, quindi ben vengano iniziative come queste del nostro concittadino Stefano per quanto riguarda la memoria. Penso che un paese, una popolazione che non ha ben chiaro cosa sia ricordo del passato, sia una popolazione che non abbia futuro. E l'altro sentimento che mi pervade è il sentimento di sacrificio. Oggi il sacrificio è per me una parola che a breve potrà anche sparire dal vocabolario della lingua italiana, perché non c'è più la consapevolezza di cosa sia il sacrificio. Le persone, quei giovani, quelle migliaia di giovani mandati a morire, hanno sacrificato la propria vita per un paese libero, per il nostro, per darci la libertà, e non si sono piegati, rammaricati, non si sono tirati indietro, sono andati avanti, hanno avuto lo slancio di andare avanti e darci la libertà. In questo momento di perbenismo interessato forse ci viene da chiedere, da criticare cosa siamo stati nel passato, cosa eravamo, ma non siamo noi questi, non siamo noi oggi a vivere una realtà che non è la nostra. Noi siamo quelli di allora, nelle nostre vene corre il sangue di quelli che hanno sacrificato la propria vita per la patria. Quindi ancora grazie a Stefano, grazie per l'opportunità che hai dato a questo comune, grazie per la tua ricerca storica, hai portato qualcosa di utile alla Galera, hai riportato sicuramente delle notizie che a noi per lo più erano quasi sconosciute. Essere qui oggi per voi, e non mi stancherò mai di dirlo, rende grande voi stessi e rende grande la nostra Galliera. Grazie. Grazie Emiliano Zambon. Adesso chiamerei per un saluto il sindaco di Cittadella Luca Pierbon, se vuol dire due paroline. Grazie Luca. Grazie della possibilità di fare un velocissimo saluto. Io ringrazio gli organizzatori, ringrazio dell'invito. Per me è un piacere perché il cammino che abbiamo fatto, che probabilmente si conclude ideologicamente oggi, insomma, sulla Grande Guerra, è partito 5 anni fa con tutta una serie di mostre, di presentazioni di libri, di discussioni. Abbiamo cercato insomma di vivere questo importante momento del secolo scorso che molti ricordano poco, perché magari della seconda guerra mondiale si parla un po' di più, mentre di quella che era chiamata la Grande Guerra si conosce effettivamente poco. E come è stato prima letto, capiamo che il ruolo importante della zona Cittadella, Galliera, Fontanino, insomma la zona subito ai piedi del Grappa. E quindi ecco, penso che l'opera che verrà presentata oggi sarà un'opera che andrà ad aggiungersi a tutte le ricerche, numerose ricerche che sono state fatte nel nostro territorio relativamente appunto a questo argomento. Ecco, e la cosa che un po' stupisce è che più si ricerca, più si riesce a tirar fuori sempre qualcosa di nuovo. Quindi io vi ringrazio dell'invito e saluto tutti, grazie. Grazie sindaco Pierbon. Adesso Stefano che vi chiediamo. Tutti pronti? Attenti! Rompete le righe. Ora! Bene, penso che chi poteva entrare è entrato, c'è ancora un posto libero qua, anche qua. Buongiorno a tutti. Non è tanto semplice parlare della prima guerra mondiale perché è un avvenimento che è successo talmente tanto tempo fa, ormai più di 100 anni, 106 anni, che noi non ci rendiamo conto
di cosa possa essere successo oltre un secolo fa. La nostra concezione della memoria, il nostro modo di misurare la storia e passare del tempo, se ci fate caso, ascoltiamo i ricordi dei nostri genitori e abbiamo un metro di riferimento, ascoltiamo quello che magari ci ha raccontato i nostri nonni e abbiamo un'altra tacca di misura nel nostro metro, però è difficile andare oltre, è molto difficile soprattutto alle generazioni di adesso, e lo sanno gli alpini di Cittadella che da decenni cercano di parlare, di trasmettere nozioni storiche, celebrative, commemorative della seconda guerra mondiale, specialmente in occasione di Nikolajevka con le scuole. È molto difficile parlare a un giovane di oggi di cosa è successo 70-100 anni fa. È come che se a noi raccontassero la storia dei Romani o cosa fece Napoleone ormai più di 200 anni fa. Sono nozioni storiche che troviamo su un libro, che troviamo da qualche parte e che con difficoltà riusciamo a capire la loro profondità, la loro potenza, la loro capacità di trasformare la società in quel momento, in quel periodo. La Grande Guerra fu sicuramente, o guerra nazionale come si chiamava allora da noi, fu sicuramente un elemento che ha influenzato l'Europa, il mondo e l'Italia ovviamente per tutto un secolo. Ancora adesso l'Italia, se pensate un po' ai dibattiti politici o quant'altro c'è nei TV, nei giornali di ogni giorno, quanto difficile sia parlare di storia in Italia. Siamo un paese estremamente ricco di storia, qualcuno dice che abbiamo oltre la metà del patrimonio artistico e storico del mondo, e forse è vero, eppure non riusciamo a fare neppure i conti con quello che è successo nella seconda guerra mondiale, cioè quello che riguarda i nostri nonni e i nostri genitori. Siamo ancora divisi, quei che siete qua e quei che siete là. Della prima guerra mondiale, oltretutto, oltre a questa difficoltà di rielaborare la storia, c'è anche una difficoltà di andare alle fonti originarie e originali, autentiche, che in qualche modo non siano deviate, non siano trasformate, non siano filtrate da chi in quel momento e soprattutto negli anni dopo, con il ventennio, le ha trasformate in qualcosa che forse non era. La prima guerra mondiale coinvolge, come sappiamo, l'Italia dal 1915 in poi. Il primo anno noi siamo rimasti neutrali e purtroppo le scelte giuste di solito non si fanno e quindi siamo entrati in guerra nel 1916. Non voglio fare una lezione di storia perché non è questo il momento, ed è anche un po' la filosofia di questo libro, nel senso che questo libro non nasce per essere nozionistico, perché qualsiasi persona può entrare liberamente su Google ormai e trovare qualsiasi nozione storica, qualsiasi riferimento. Quindi questo libro in qualche maniera cerca di dare qualcosa di diverso e qualcosa in più. Cerca innanzitutto di raccogliere quello che è stato fatto negli ultimi anni in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale qua a Galliera e nell'Alta Padovana. Ecco, allora ad esempio abbiamo trascritto l'intervento di Filippo Daverio quando è venuto qua a Galliera l'ultima volta nel 2016, più altri interventi di altre persone che in qualche maniera hanno partecipato alle celebrazioni qua a Galliera. Penso al centro studi Sebastiano Schiavon. Molti ad esempio non sanno chi sia Sebastiano Schiavon. Sebastiano Schiavon era un giovane sindacalista cattolico, fu uno dei fondatori insieme con Sturzo del Partito Popolare Italiano, di Noventa di Padova, fu anche consigliere a Cittadella, fu anche consigliere a Padova, provincia di Padova, e venne eletto deputato. In particolar modo Galliera, Rossano e Cittadella, con la frazione di Mottinello Nuovo, ha il famoso caso Nichele, questo affittuario 1911 che doveva essere sfrattato dai famosi paroni de Bassan perché non pagava più, perché non riusciva più a pagare, e ci fu una grande manifestazione con migliaia di contadini eccetera, e alla fine riuscirono a rinnovare il contratto a questo Nichele e Schiavon diventò poi sulla base di questo anche onorevole qua a Galliera, ovviamente fece man bassa. Ma questo Schiavon è importante
perché fu uno dei pochissimi, ad esempio, che votò contro l'entrata in guerra dell'Italia. Ci sarà anche all'interno del libro, se lo sfogliate, lo leggerete, lo troverete queste nozioni. Fu quello che si inventò il primo nucleo della protezione civile, che si chiamava Comitati di Preparazione Civile, cioè aiutare le famiglie che in qualche maniera avevano figli, mariti, parenti in guerra nella prima guerra mondiale. E anche lì abbiamo trovato alcuni documenti nell'archivio storico comunale. Non è facile trovare documenti. Se voi pensate che l'esercito italiano, per chi ha avuto modo di scontrarsi con l'archivio storico dell'esercito italiano, è praticamente impossibile consultarlo, perché bisogna prendere appuntamento, bisogna non essere lì per non più di 3 giorni di fila, non c'è un inventario, ci sono chilometri ad esempio di scaffali di documenti anche nell'ex caserma via Palio K a Padova, ma non sono consultabili. Quindi giustamente Luca Pierobon, il sindaco prima, ha detto c'è tutta una storia che sembra incredibile, ma ogni giorno viene fuori qualcosa, ed è effettivamente così. Galliera purtroppo però, pur essendo paese fulcro delle retrovie con la sede del Comando Supremo dell'Armata Grappa con Giardino, prima ancora la Croce Rossa, ringrazio gli amici della Croce Rossa Comitato di Cittadella per la loro presenza, perché in questa villa 16 e 17 è giusto l'applauso, Fabio, grazie, fu sede di uno degli ospedali più grandi, 800 posti letto. Croce Rossa troverete anche delle foto, troverete alcune foto che devo dire sono state più un colpo di fortuna che altro ritrovarle, perché come sapete tutto l'archivio dei De Micheli, allora proprietari della villa, è andato perso. Qualcosa è stato mantenuto dalla famiglia Bernardi, e nonostante questo qualcosa è miracolosamente salvato, perché qualcuno 20 anni fa ha fatto la foto delle foto, e mi riferisco a Luigi Golin e Agostino Zonta. Saluto Agostino, Luigi è inferno, è potuto venire, perché hanno salvato delle micro testimonianze che magari alla maggior parte dei gallierani poco può interessare, però effettivamente sono testimonianze tangibili di quello che era Galliera 100 anni fa.
Abbiamo anche, però non è trascritto nel libro, volevo farvelo sentire l'audio, però è molto disturbato. C'è ad esempio Martini Giovanni, papà di quello di Apesa, tanto per far capire a Galliera di chi sto parlando, ragazzo del 99 che a 17 anni si trova sulle trincee su nel Grappa, e c'è una breve sua intervista dei primi anni 70 fatta dagli studenti delle medie dove racconta un po' questa esperienza, ed è una cosa che fa un po' venire i brividi, no? Un ragazzo di 17 anni che dice ho fatto 14 mesi in trincea, andavamo fuori, sparavamo sperando di mandare via qualcuno, e pensi, ma oggi quale 17enne sarebbe in grado di fare una cosa del genere? Ecco, questo che cria Semifio, probabilmente ho detto qualcosa che non va bene. Un amico del Cittadella, Fiorenzo Rizzetto, persona straordinaria, di una sensibilità enorme, mi ha detto una volta: mi raccomando, nella vita bisogna avere almeno un figlio, oppure se non puoi almeno scrivi un libro. Mi ha detto qualche anno fa. Io sono stato fortunato perché avevo un figlio e mezzo un libro. E insomma, perché dico mezzo libro? Perché in realtà di ricerche dirette mie del libro è circa la metà degli interventi, l'altra metà sono interventi di altri autori, tra cui anche Davide Simioni, che adesso penso che voi cerca, non lo trovo più, ecco, sei in fondo là. Davide, vuoi dire due parole? Ecco, Davide, che è un appassionato di medagliistica, medaglie in genere, eccetera, ha fatto una breve ricerca sulle medaglie commemorative durante la Prima Guerra Mondiale e le troverete, tra l'altro con delle foto anche molto belle perché sono medaglie sue personali, e con una medaglia anche particolare del 1920 che è abbastanza rara e introvabile, nonché quella che riguarda la tenuta durante l'imperatrice, eccetera. Ci sono varie, non so neanche da che parte scommissare. Sicuramente questo cammino di ricerca è durato tantissimi anni, ci ha creduto molte persone, è stato un cammino molto travagliato con grandi difficoltà, non da ultimo anche l'emergenza coronavirus che ha impedito un sacco di ricerche, dove che moltissimi uffici avevano perso documenti, non sapevano, non capivano, quindi si è dovuto parecchio insistere per avere anche materiale, e non ultimo l'Archivio di Stato mi ha mandato molti ruoli matricolari a libro già stampato, quindi mi devo già scusare con qualcuno che magari non si troverà citato nel libro, ma non avendo i ruoli matricolari non riuscivo a pubblicare notizie. Ci sono anche storie molto particolari che nel libro vengono accennate. Abbiamo pubblicato alcune foto di alcuni gallierani in divisa militare. Vedo la Nerina Cecchin, mi viene in mente la storia di suo nonno, una storia straordinaria. Alle volte ci sono tanti film che non ha una trama e una sceneggiatura, già la storia di suo nonno sarebbe incredibile. Questo giovane che viene catturato, portato in Russia prigioniero, fa un periodo di anni di prigionia in questa specie di campo di prigionia, dove lo faceva campo di lavoro, dove lo facevano lavorare a petto nudo con la neve affinché non riuscissero a scappare. Lui però col pensiero dell'amorosa che aveva a casa riesce a mantenere il morale alto, scappa durante un giorno di nevicata, si arrampica su un albero per 3 giorni finché i cani non riescono più a fiutare le sue tracce per le abbondanti nevicate, e viene a casa a piedi. La prima cosa che fa, va dall'amorosa e a Lovarde che dice: "Toh, si tu arriva?" Sì, so qua. È arrivato, e poi si sposarono anche in tarda età, ebbero comunque dei figli, eccetera, eccetera, nipoti. Geremia Venigildo, De Mendasi, Paieo, chi che sia da Galliera sa benissimo.
Saluto Elisa Venturini, consigliere provinciale alla cultura, uno di quelli che ha patrocinato il libro. Raccogliere queste testimonianze ha dato, sicuramente vedo la Anna qua davanti. Con la Anna abbiamo fatto un lavoro, Anna mi ha fatto un lavoro straordinario, che però non è nel libro. Perché? Perché in realtà dai registri parrocchiali, non c'erano nei registri comunali, ma c'erano nei registri parrocchiali di tutti quelli che morivano in villa, stranieri, quindi austriaci, ungheresi, qualche francese, qualche italiano. Venivano registrati per la Santa Messa, per la sepoltura. Voi sapete c'era un cimitero francese e anche un cimitero militare a villa accanto al nostro cimitero, poi fu smantellato nel 1932 e poi venne fatto quell'ampliamento negli anni 50 e 60, che è quello verso via San Pio X. E raccogliere i dati di quei giovani è stata un'esperienza assolutamente toccante, perché quando vedi un nome scritto su una lapide dici vabbè, è un elenco di persone, ma quando cominci a entrare nel particolare e vedi di età 19 anni, 21 anni, 23 anni, ucciso per una granata al cervello, ucciso per una pallottola, uccisi moltissimi per setticemia, cioè non avendo antibiotici, non essendoci la pellicenina, si moriva per una semplice ferita infetta. Quando che si dice una volta si stava meglio, no, una volta non si stava meglio, si stava diversamente, ma non sicuramente meglio di adesso. Tanto per farvi capire, questo è un elmetto che mi ha regalato un amico, Claudio Barin, che ha raccolto qualche anno fa sul Grappa. Sul Grappa ancora si trovano reperti, ed è un reperto che a me mi ha molto impressionato, perché chissà di chi era questo giovane che ha avuto una scheggia, una pallottola che gli è entrata da dietro e poi gli è uscita davanti. Quindi non stiamo parlando di cose, di sassi, stiamo parlando di persone, e raccogliere i nomi e le circostanze di quei 65 gallierani che sono morti, consultando decine di archivi, spesso anche con dati contraddittori, perché poi sapete siamo in periodo di guerra, si dice morto qua, morto là, anche giorni sbagliati, anche con parentele alle volte, tant'è vero che sul monumento sono 60 i morti ricordati, non 65. Gli anni dopo la prima guerra mondiale, ad esempio, si tentò di cancellare quelli che morirono suicidati, per cui se un soldato moriva suicidato non veniva ricordato, non era degno di essere ricordato. Qualcuno morì nei manicomi, qualcuno morì anche suicidato qualche anno dopo, tornato dalla guerra. C'è il caso, non faccio nomi perché c'è il caso di un gallierano che, tornato dalla guerra, per anni continuava a ripetere perché l'ho fatto, finché nel 1932 si suicidò. E allora la medicina neppure sapeva come gestire questi casi, però esistevano. Pensiamo ad esempio alle mogli di questi soldati, l'ho ricordato anche alla cerimonia di consegna delle medaglie ricordo, tutte queste mogli che si trovavano anche a Galliera con 1, 2, 3, 4, 5, 6 figli da mantenere, e che spesso, anche su indicazione della canonica, venivano fatte sposare ai fratelli del defunto, e chi non si sposava veniva segnata come donna di non buona condotta. Quindi pensiamo, dopo 100 anni, com'è cambiata la condizione anche femminile e com'era purtroppo la condizione femminile 100 anni fa. Entusiasmante è stato trovare alcune foto, entusiasmante, scusate vado a braccio perché sono talmente tante cose da dire che non saprei neanche da che parte iniziare. Per esempio entusiasmante è stato trovare la famosa incisione di Giovanni Bernardi. Giovanni Bernardi, molti di voi lo conosceranno, era del 1904, la sua famiglia, Gaetano Bernardi, suo papà, che è originario di Tombolo, era il fattore dei De Micheli, viveva qua all'interno della villa. C'è anche la famosa foto dei reduci di Libia, 1912, dove lui piccolino è davanti, e lui durante la prima guerra mondiale era grande, si ricordava, infatti da incisore fa un'incisione col passaggio delle truppe, c'è anche nel libro. Però devo ringraziare anche altri 3 artisti di Galliera che hanno accettato l'invito nostro e dell'Accademia delle Emozioni, che ha coordinato i lavori,
di fare 3 incisioni dedicate a Galliera. E allora c'è quella di Sergio Bigolin, che tutti conoscete, che è chiamata L'ultima lettera, è un monotipo, cioè un'incisione unica, poi ovviamente potete venirla a vedere. C'è un bellissimo acquerello di Luisa Alfonsi, dove c'è un papà che saluta la sua bambina nella piazza di Galliera, e poi c'è Daniele Micheletto che ha fatto una xilografia con dei soldati su un cannone e che noi abbiamo utilizzato tra l'altro parlando della quarta armata. Guardando il quadro ad esempio di Luisa mi è venuto in mente un ricordo personale. Quando Elisa Bonaldo, non è mia parente, sposò Elisa Bonaldo, che ha sposato Campagnolo, quello della macelleria, se conoscete, morta a 103 anni qualche tempo fa, e lei me lo raccontò, mi restò impresso. Lei, il ricordo più antico che aveva era di suo padre che aveva cercato di imboscarsi, però loro abitavano una cittadella, per questo non è riportato nel libro. Cercò di imboscarsi per 2 settimane per non partire, ma alla fine i carabinieri lo vennero a prendere e lui saluta sua moglie e i suoi 2 bambini, tra cui anche Elisa, che era piccolina, era del 1913, aveva 4 anni quando lui partì, e lei si ricorda che l'ha presa in braccio. L'anno dopo lui morì sul campo e iniziò una vita travagliata per la famiglia, perché ovviamente pensate voi, quando mancava il marito la famiglia dal punto di vista sociale e culturale non esisteva più, e quindi erano veramente tempi difficili per le vedove, purtroppo, di allora. E in questo libro, dicevo, trovate vari interventi, ci sono alcune foto inedite anche dell'inaugurazione del monumento. In particolare, casualmente, perché purtroppo nelle ricerche storiche si trovano anche cose casuali, poi magari mi fermo se avete qualche domanda eccetera, casualmente attraverso libri che parlavano di questo libro riesco a trovare, non in vendita, un libretto del 1926. Allora si usava fare dei libretti in dono alle nozze, no? E questo, che fu dopo sindaco di Bassano, il professor Mazzarotto, Giuseppe Mazzarotto, scrisse un piccolo libricino dove raccoltava delle prime cerimonie sul grappa, 1920. E voi dite, ma perché nessuno che ha mai scritto o citato dopo queste cose? Perché dovete pensare che finita la guerra, 1918, novembre, non è che da oggi a domani tutto cambia e tutto torna come prima, no. Ci vogliono anni, decenni, ancora adesso portiamo i segni di quella prima guerra mondiale. Crisi economiche, crisi sociali, crisi valoriali, la rivoluzione russa che arriva in tutta Europa, 1917, un esercito di reduci, di mutilati, di ammalati, guariti o che moriranno nell'anno dopo o negli anni seguenti per malattie derivanti dalla guerra, creano in realtà un malumore e una tensione sociale in Italia, ma non solo in Italia, anche in tutta Europa, che poi alla fine ci porterà alla seconda guerra mondiale e nel frattempo alla nascita dei totalitarismi, sia di sinistra che anche di destra. E la storia ce li insegna. Interessante sarebbe andare avanti, infatti c'è parecchio materiale, anche la storia di De Micheli è alquanto affascinante, perché questa famiglia ricchissima che compra questa villa, c'è tutta una storia dietro lunghissima, ma sarebbe bello fare un libro anche su di loro. Va bene, ho più soldi io che foglie il mio giardino, diceva allora Giacomo De Micheli, ed era vero. E poi casomai racconterò altre storie, ma scusatemi, però mi sono un po' prolisso nel parlare, non so mai quando fermarmi, però finisco sul discorso delle cerimonie del Grappa. Cerimonie del Grappa, nasce un comitato a Bassano che in realtà non voleva celebrare la fine della prima guerra mondiale, ma in realtà quello che era stato il sacrificio massimo per il nostro territorio, quello del Bassanese e del Grappa, e cioè la battaglia del Solstizio, 15 e 27 giugno 1918, chiamata la battaglia d'arresto per noi, perché se quei soldati, quasi 30.000 nel giro di 15 giorni, non avessero fermato l'avanzata degli ungheresi, dico ungheresi perché gli austriaci in realtà
mandavano in guerra i soldati ungheresi, i loro sudditi, piuttosto che loro facevano gli ufficiali, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo molti ungheresi, abbiamo anche rumeni che poi passarono dalla parte italiana, nell'altopiano d'Asiago, abbiamo inglesi, canadesi, francesi, c'è tutta la storia, leggerete sul libro, del funerale del generale Lisée, questo generale francese di stanza a Castelfranco. C'è la storia di Cesare Magistrini, questo aviatore asso dell'aviazione, 6 abbattimenti, che verrà dopo la prima guerra mondiale a risiedere stabilmente qua in villa perché è colpito da un forte esaurimento nervoso. C'è tutta la condizione anche degli aviatori, dopo se volete ve la racconto, eccetera. Però finisco sulle cerimonie del Grappa, perché anche oggi 2 agosto è il centenario. Nasce questo comitato che dice: ricordiamo il 15 di agosto questa battaglia così feroce che svuotò l'altopiano d'Asiago e fece venire una valanga di profughi anche nelle nostre zone. Quando facemmo la cerimonia a Pederobba con gli alpini, trovammo addirittura famiglie di Pederobba che dicevano: ah, guardi, sì, da Galliera mio nonno venne sfollato dai check-in in via Tombolata, eccetera, eccetera. Ecco, nasce questo comitato che aveva grandi ambizioni, governi, eccetera, invitare, celebrare, lancia la prima idea di fare l'ossario monumento in cima a Grappa. Anche lì c'è tutta una storia tra intenzioni religiose, intenzioni civili, poi arriverà il duce e deciderà lui cosa fare e nascerà l'ossario del Grappa nel 1932 sul saccello, quello consacrato da San Pio X. E nasce questo comitato, come prima ha detto il presidente Adriano Tombolato, individua 3 giornate: il 31 luglio, che era di sabato, la consegna della croce di guerra a Bassano, ovviamente per quello che aveva fatto; la domenica 1 agosto l'apposizionamento, l'inaugurazione del monumento della colonna romana. Voi se andate dove c'è il ponte San Lorenzo a Solagna, già capire che era comune di Solagna, o dovevo un po' baruffare contro Solagna, Romano, perché nessuno sapeva bene dove fosse la colonna. Però sapete che là c'è un doppio ponte, c'è un ponte vecchio, un ponte nuovo, nessuno se ne accorge. Su un macigno c'è una colonna piccolina, tozza, che Roma allora la regalò prelevandola dai vari antiquarium che avevano là a Roma, e la regalò, e lì è geograficamente il punto estremo dove arrivarono i battaglioni austro-ungarici. La maggior parte erano ungheresi insieme con i tedeschi. Poi sul libro viene anche raccontata, c'è tutta la storia degli arditi, il nono reparto d'assalto con allora il capitano Messe, che li fermò questi battaglioni. C'è tutta una storia, è raccontata sul libro. E finalmente il 1 di agosto, lunedì, ci fu una bellissima cerimonia. Per fortuna ci sono alcune foto di quella giornata conservate al Museo della Terza Armata di Padova, più altre foto, e vedrete c'era praticamente tutta l'aristocrazia più importante di Venezia, del Veneto, presente, più tutti gli altri militari, perché dovete considerare che questi territori restarono zona militare per tutto anche il 1919. Ci sono dei proclami dei giornali quasi a fine 1919 che dice: è una vergogna che l'altopiano di Asiago sia ancora pieno di cadaveri in putrefazione e che non si possa neppure salire sulla cima Grappa, eccetera, eccetera. Nascerà poi nel 1920 una prima legge che dirà: beh, cominciamo a raccogliere i resti di questi poveri ragazzi, ne raccoglieranno 250.000 tra i vari cimiteri, e iniziò quella grande opera che è il mito dei caduti,
raggruppando i vari cimiteri, poi arrivarono i cimiteri monumentali e gli ossari. Qui venne celebrata la messa, non c'erano questi alberi ovviamente, c'era una radura. Questo è il monumento che fece Pietro Lagostena, un giovane scultore di Novi Ligure, stesso paese dei De Micheli, dei proprietari della villa. E avete già capito cosa rappresenta, c'è la vittoria alata con la resistenza e lo slancio che ricorda le due battaglie che qui furono dirette dal generale Giardino, e parteciparono militari, autorità civili, autorità, ecco Agostino ricorda quella foto che è una delle foto che hai trovato, Agostino tanti anni fa, e bellissima tra l'altro perché poi in realtà foto del genere non se ne trovano più, ed è interessante studiare quegli anni 1919, 1920 e 21, cosiddetto biennio rosso, perché la maggior parte delle amministrazioni pubbliche votarono verso sinistra, in reazione anche perché stanchi della prima guerra mondiale, e notare quei fenomeni sociali che poi ci portarono all'avvento del fascismo, perché chi pensa che Mussolini avesse inventato il fascismo in realtà sbaglia. Il fascismo esisteva già da anni, Mussolini semplicemente raccolse una palla al balzo e la trasformò da un punto di vista politico in qualcosa che studiamo adesso, ma in realtà quella voglia di rivincita, di cambiamento, quel senso di incompletezza, quel senso di vittoria mancata, tanto è vero che facemmo una guerra per 4 anni con 700.000 morti, 2 milioni di feriti eccetera, per alla fine non avere quasi niente, esattamente gli stessi territori di prima, portandoci a casa un Trento e una Bolzano che non hanno mai voluto essere con noi, neanche adesso, e noi mai abbiamo voluto averli perché erano sempre un principato per conto suo. E in reazione D'Annunzio fece la famosa impresa di Fiume anche contro le autorità militari civili di allora, alla quale partecipò anche un Gallierano,
del quale purtroppo causa coronavirus non sono riuscito a recuperare foto e fogli matricolari, ma era un granatiere e fu uno dei 1000 che partecipò alla presa di Fiume. Casomai racconteremo dell'avvio del fascismo, si potrebbe recuperare questa storia che è interessante, ma tutti gli embrioni di quello che sarà poi il ventennio c'erano già tutti, tanto è vero che abbiamo avuto quel giorno che celebrava la messa un sacerdote salesiano, padre Urbino, che diventò il prete più fascista d'Italia, che guidò praticamente il clero fascista di allora, e come per dire che erano talmente importanti queste celebrazioni a Galliera che ebbero anche una risonanza nazionale. Noi troviamo sui quotidiani nazionali, Corriere della Sera, sicuramente quotidiani locali li troverete anche sul Libro Gazzettino, piuttosto che il Prealpe, eccetera, il quotidiano di Bassano, e il Visentin che ne parlò male, era il quotidiano socialista, che diceva che questi qua i soliti esaltati che vanno sul Grappa a ricordare i morti. In realtà erano cerimonie che volevano in qualche maniera ricordare il sacrificio, però già da allora si vede come si iniziasse a strumentalizzare la morte e il sacrificio in qualcosa di politicamente ideologico. Tanto è vero che non si parlerà più di morti della prima guerra mondiale, perché non era bello dire morti, però si usa il termine caduti. Tanto è vero che nel primo monumento, il monumento di Galliera, inizia la sua opera nel 1920, verrà poi inaugurato nel 1924, ma all'inizio si chiama un qualcosa a ricordo dei morti della prima guerra mondiale, poi con l'avvento del fascismo diventerà il monumento ai caduti. Mi fermo qua perché tantissime altre cose le troverete sul libro. Se avete qualche domanda particolare, non so neanche da che parte iniziare, perché in realtà moltissime persone hanno aiutato a costruire. Ha citato prima Davide che ha fatto un articolo, ma io devo ringraziare, scusami se vado, Alfeo Guadagnin, che è lo storico degli alpini di Bassano, che ha fatto un'introduzione sulla quarta armata, Andrea Colasio, l'onorevole, che adesso è assessore della cultura a Padova, che ha parlato di Padova e provincia durante la prima guerra mondiale, specialmente con i vari comandi nelle ville. Simeone li ho già citato. Francesco Iori, lo conoscete, è un noto giornalista, ha scritto in particolare su Padova. Marta Villa, che è una studiosa del comportamento sociale, ha parlato di come anche i giochi abbiano influenzato allora l'unità d'Italia. Massimo Toffanin, presidente del Centro Studi Sebastiano Schiavone, ha fatto un focus su Sebastiano Schiavone nel 1916 nelle sue interpellanze parlamentari, dove che diceva: uè governo, guarda che ci sono decine e decine e decine di migliaia di profughi, di sfollati dell'altopiano dei 7 comuni, non dico altopiano d'Asiago, se no che altri comuni si arrabbia, perché in realtà non è altopiano d'Asiago, ma è altopiano di 7 comuni, e voi non mettete neanche una lira per aiutare queste sfollati. Filippo Daverio, come ho detto prima nel suo intervento, poi Davide Fagherazzi, Enrico Masiero, Marco Toffanin, Sara Fanin, che ha fatto quel bellissimo concerto nella villa di Motrino Nuovo sulle romanze durante la prima guerra mondiale, e poi Walter Daric, che è un professore francese di Nizza e Bordeaux, che ha fatto un focus su le canzoni militaristiche. Perché? Perché magari molti non sanno, ma la famosa canzone Monte Grappa, che meriterebbe lo stesso, e che fino a pochi decenni fa lo aveva, la stessa dignità della canzone del Piave, in realtà fu ideata, voluta e cantata per la prima volta, anche se in forma privata, qua a Galliera, e poi ufficialmente nella festa della Quarta Armata il 24 agosto del 1918 a Rosà, a Villa Baldù Dolfin. E anche lì c'è tutta una storia tra mito, leggenda e fantasia, e purtroppo realtà. Cioè una canzone scritta di getto dal generale De Bono e musicata da Andrea Oletti nel giro di pochi giorni, dicendo però al generale Giardino: alcuni arditi hanno sentito il motto Monte Grappa, tu sei la mia patria, scavalcando le frontiere, vedendo sui muri. In realtà non successe nulla di tutto questo, però ovviamente dovete sapere che dopo Caporetto ci fu un grande risveglio morale da parte d'Italia. Noi siamo entrati, lasciate la mia piccola nota polemica, noi siamo entrati un anno dopo neutrali, con solo gli intellettuali
che volevano entrare in guerra, perché tanto in trincea dava i poretti, non loro. E entrammo un anno dopo, facemmo una guerra sottovalutandola, con un Cadorna che molti lo odiano, alcuni lo apprezzano, per alcune cose lo si deve odiare, per altri però, almeno dal punto di vista militaristico, sarebbe da rivalutare come comandante e come stratega. E poi ci accorgemmo improvvisamente di essere in guerra dopo Caporetto, cioè dopo la famosa disfatta di Caporetto. Ci siamo accorti che la guerra non era quella che leggevamo sui giornali, distante, lontana, che magari chi abitava in Sicilia, Napoli, Lombardia non capiva bene cosa stava succedendo. In realtà dopo Caporetto la guerra ce la siamo trovata a 10 km da qua, perché Bassano era linea di combattimento, era linea di fronte. Bassano fu completamente svuotata, da 15.000 abitanti passò a 300 abitanti, così come anche gli altri paesi. E quindi improvvisamente ci accorgemmo che eravamo in guerra. E fu allora che ci fu un grande risveglio anche morale, e quindi non fu più una guerra di offesa, o perlomeno i potenti ce la vendettero così, cioè guerra di offesa, diventò una guerra di difesa, e lì nacque anche il sentimento nazionale che ancora adesso in qualche maniera si cerca di rivendicare, anche se forse in maniera un po' distorta rispetto a quello che fu all'inizio. Scusate, mi sono dilungato troppo, mi fermo qua, basta, perché sennò dopo basta. Grazie a tutti voi. Chi non ha il libro, ne abbiamo ancora copie. Io, permettetemi, lo faccio in maniera molto veloce, ma credo sia giusto di farlo, e ringraziare anche gli sponsor. Voi sapete che il libro non è in vendita, viene regalato, ce ne sono 600 copie. Quindi bisogna ringraziare particolarmente chi ha creduto economicamente in questo progetto, e quindi devo ringraziare i sponsor principali, che è ovviamente il Comune di Galliera Veneta, e assieme a lui altri due sponsor privati, il Pastificio Cecchin e la Muffin Snack Pellet Solution, sempre di Galliera. Altri sponsor sono Gastone Lago LD, Etra, Paolo Bianco rappresentanze, Ecotecne, la DL Automazione, Immobiliare Lorenzin, la IFP, sempre qua di Galliera, l'Agenzia Assicurazioni Alto Adige di Trento, SG Packaging System e AGS Industrie, così come anche Daminato Impianti, Arredamenti Bigolin, Steel Easy, Taglieria Artigiana, la Beratex, la 3T Impianti e Studio B. Ci hanno aiutato inoltre anche il ristorante del Palazzino, la TMG Impianti, la Termoidraulica Bragagnolo, la CM3 di Tombolo, la Siria 7 di Tombolo, ci ha aiutato Studio Rubin e anche la tipografia Sartori di Fontaneva, che ha avuto un'immensa pazienza con me nel progettare graficamente questo libro. Ecco, se ho saltato qualcosa, Adriano, non so se abbiamo saltato qualcosa, se abbiamo fatto qualcosa. Bene, grazie, non so se qualcuno aveva alzato la mano per una domanda, ma non so se... No, si sa stufi, davvero ragione. Per fortuna che non si è caldo come ieri. Io però volevo passare la parola un secondo veloce. Adriano, sta fermo, se devo fare? Maria Vergine. Volevo passare la parola un secondo a Fabio Pasin e a Giuda Tisato, che se vi fa un breve accenno alle loro uniformi che portano. Su Facebook su Giuda e Giampaolo. Capito? No, mettevo sempre Gianma, Giuda, dica. Pensavo che fosse quello il tuo nome. Porta pazienza, scusa, dopo te presenti meglio. Passo la parola a Fabio. Buongiorno a tutti quanti. Ecco, la divisa che porto è, lo sapete, è bersagliere, Porta Pia, in pratica 1870, scusate, e naturalmente, se voi sapete, a Padova quest'anno compie il 150° anno, c'è il monumento a Padova in via Castello, in pratica, 150° anno della prima guerra. Ecco, tutti non lo sanno, e Giulia lo penso che non lo sapeva. Ecco, io sono Fabio Pasin, trombettiere ufficiale, ero ufficiale della terza armata a Padova,
io sono nato da bambino a Bersaglieri, in pratica ho fatto il militare anche, però prima suonavo con la fanfara di Padova. Ero ragazzino con mio papà e dopo sono andato via militare, sono andato a Roma, sono andato a Milano e da Milano Leandro Bertuzzo, come vedete qui la trappella, che Leandro Bertuzzo era un capo fanfara vicentino, era capo fanfara di tutte le fanfare d'Italia in pratica, e me l'ha donata a me e naturalmente mi ha portato alla terza armata apposta per tutti i fanti, tutte cose militari. Ok, grazie, passo alla... Grazie a tutti, soprattutto a Stefano che ci ha invitato. Io sono capo sezione Alta Padovana Fanti d'Arresto. Ringrazio i nostri iscritti per aver partecipato, abbiamo fatto un po' di manifestazione e per chi non ci conosce siamo, oltre ai Fanti d'Arresto, siamo una sezione che fa anche volontariato qui a Galliera Veneta, non per tenerci chissà che, però lo facciamo volentieri. Non possiamo fare i sacrifici dei nostri ragazzi durante le guerre, però facciamo quello che possiamo, insomma. Grazie. Giampaolo. Questo qui è l'uniforme del 23esimo reparto d'assalto degli Arditi che hanno formato da Bersaglieri. Gli Arditi avevano 3 reparti d'assalto di Bersaglieri, il 23esimo, il 26esimo e il 72esimo, che è stato costituito a Castelfranco Veneto. Questo qui è l'unico reparto d'assalto decorato con medaglia d'oro. Durante la battaglia del Piave ha combattuto a Fossate di Piave, Caposile e Lossone della battaglia, e dopo è stato dato in prestito per la battaglia di Vittorio Veneto, la quarta armata sul Monte Grappa, e ha combattuto sul Monte Prasolan, ha conquistato il Monte Pertica e dopo il 29 di ottobre ha combattuto sull'Asolone, dove c'erano 3 reparti d'assalto, il 55esimo, il 9 reparto d'assalto e il 23esimo. Bene, grazie ancora. Noi diciamo, come Presidente dell'Accademia dell'Evoluzione e tutto il nostro gruppo, insomma, che ha collaborato con Stefano, diciamo, per la realizzazione di questo libro, vorremmo ringraziare nuovamente Stefano, insomma, di questa opera, insomma, di questo nuovo monumento, insomma, che dona alla città di Galliera e a tutti i suoi cittadini. Guarda, ecco, questa targa, insomma, ringraziamento. Una volta che ricevo una targa, beh. No, chi è che si sta la bocca? Devi esagerare. A Stefano e all'amore per il suo paese, Galliera Veneta e la sua storia, ti sono grati per l'impegno e la dedizione che ha dimostrato nel curare quest'opera. Sei per tutti noi esempio di grande cultura. Bene, grazie. Grazie Adriano, grazie a tutti voi. Dario, sei pronto? Almeno una bicchierata, che sei Ilario, sì? Scusa perché non ho guardato. Ecco qua, Ilario che alza la mano. Ilario, potremmo venire più pianeta? Bene. Allora, non so se qualcuno è andato a leggere ancora i libri, non lo so. Sì? Ecco. E allora chi non avesse ancora il libro, fra poco Dario dovrebbe portargliene ancora. Grazie di nuovo, a presto. E raccogliere i dati di quei giovani è stata un'esperienza assolutamente toccante, perché quando vedi un nome scritto su una lapide dici vabbè è un elenco di persone, ma quando cominci a entrare nel particolare e vedi di età 19 anni, 21 anni, 23 anni, ucciso per una granata al cervello, ucciso per una pallottola, uccisi moltissimi per setticemia, cioè non avendo antibiotici, non essendoci la penicillina, si moriva per una semplice ferita infetta. Quando che si dice una volta si stava meglio, no, una volta non si stava meglio, stava diversamente ma non sicuramente meglio di adesso.